Il meglio di Gol de Punta. L'appuntamento comico sportivo della domenica mattina su Radio Verona. Abbiamo anche noi il nostro inviato in fiera e sentiamo subito chi è. Pronto? Pronto, ciao. Pronto, ciao, con chi parlo? Col Tolo. Ciao Tolo, chiami dalla fiera se non sbaglio. Sì, ciao alla fiera perché anche mi sono qua, sono un bardatore di macchine. Sono quel che passa in giro di solito verso l'Alpo con la macchina con scritto Martini Racing, non so come mai visto. E la tua professione qual è? Bardo. Cioè mi sono uno che bardo la macchina, cioè che metto dentro estero col woofer, Twitter, sticker, sneaker, Dedrio che metto il plaid, Dedrio il plaid assorbe odori con tutti i pupassetti. Fantastico. Aspetta. E dopo mi fermo i semafori, no? Vai, ma tu per caso sei quello che c'ha un gomito fuori da... Esatto, te mi hai visto allora? Sì. Hai per caso la coda di cavallo? Che mi fermo, mi giro e guardo quel del fianco e vedo. Che no, sei di qua. Hai sotto, no? Hai sotto. Ho capito. Ma hai il codino per caso? Sì, metto il coin che si rissa per tocca la schiena, si rissa. Bello. No, i cavi rasati qua dalle parti, no, senza base, no. Mi piace. Sì. Ma l'orecchino non lo porti comunque. Uno! E non 15. No, sei molto alla moda. Sì, ho messo le luci a xeno. Sì, grande. Sì, quando ti versi il cassellotto, no? Ma ti versi il cassellotto, parto il CD di musica. Fantastico. Si attacca la luce allo xeno. Bello. Dopo praticamente il portachiave col moschettone a molla, quel giallo fluorescente. Bellissimo. Che va dentro la scarsella del Drio, si attacca al portafoglio. Grande. Figata. Mi piace le braghe a tubo, quelle con la cerniera del Drio, no? Per anche all'altro un po' curte. Sì. Con i cassetti di spugna gialli e rossi. No, mi godo. Una bella Clark e poi non sbagli mai. Sì, anche le Clark ogni tanto. E il chiodo. Grande. Con le spalle imbottite, però. Ma scusa. Comprata da America. Beh, chiaro, che è tutta roba che arriva dagli States. Sì. Ma scusa, ma è vero che mi dicono anche che hai un pick up, un cinquantino? Sì, con le casse. Sì, però mi piace con la mia macchina, ho fatto fin le porte che si verse tipo di Gabbiano. Esatto, bravo, ma vedi. Perché? Mi costa una cifra, credo. Però vale la pena sulla fiesta. Ma tu dove ce l'hai la tua un'officina, cos'è? Sì, se un mi pare, mi fratello qua. Chi è la società? Stiamo così. Se un mi pare, mi fratello come Bardemo. Anche Bardemo le macchine. E dove, così, giusto per farti fare un po' di pubblicità, dove ce l'avete questo? A Pissoletta. Pissoletta. Ho capito. Ne conosce tutti, dite che domandi dei bardatori. Sì, basta il nome. Sì. Aspetta, fa sentire, senti. Ecco il buffo e il Twitter, senti. Vai! Adesso fermo il semaforo, aspetta che guardo. Aspetta, senti qua. Caro. Dopo tanto andiamo via con l'amorosa, con tutti i pupassetti sulla cappelliera. Bellissimo. No, mi piace. Ho capito. Con tutte le robe che vengo nel specceto. Delle volte che vedo poco, perché quando fa la curva mi dondola il peluche. Sì, ma è per caso la coda della marmotta? Sì, le code delle giovani marmotte. Ti mai visto? Sì, dai, sei tu allora. Io vedrò Martini Regia col tema del Typhoon, Melamara, della Baia. Ma anche della Baia. Ma scusa, se non sbaglio, sei andato a un matrimonio, perché ho visto che avevi sull'antenna. Sì. E il fiocco bianco. Che ne fate di scherzi. E ne fate, guarda, una rodeata, guarda. Cioè, ne fate una matata. Ma che è che sa sposare? Sa sposare, mio amico è Schiena. Schiena con questo. Guarda, che ne fate, mi Schiena, Zenoccio, Supa e Sabbia. Che ne fate? Veramente sta bello. Che l'era pieno come nuovo, ma di come un sacco. No, che ne fate di che scherzi. Che ne matate, ma poi il taglio della cravatta, guarda. È fatto. Una matata, ma dopo era sa sposare con la mia macchina. No. Sì, cioè con la mia macchina. Sopare quando guidava, ti hai visto che lavoro e se fermava i semafori e stava a stare a trodo.
Bellissima, bellissimo. Ma quanto è alto così sto schiena? È schiena? Schiena, guarda, lei sarà alto 1,50 m e pesa 125. Cioè abbiamo o schiena o il CD o il balota. Savorona invece è alta 1,80 m, è magra in dai, fai fare la coppia Tonno Rio Mare. Sapevo Tonno Rio Mare. Ho capito. Va bene, dai. Ti saluto che torno qua al mio stand, che è qua, che è la Coa. Ok, Barda, giusto. Vieni a bardarve. Va bene. Va buon, ciao. Ciao Mitico, ti ringraziamo. Ciao bellissimo. Ciao. Sentiamo ancora il sottofondo, caro Beppe, proprio la musica del Barda, fantastico. Io veramente volevo restare in fiera per sentire il Barda. Numero uno il Barda. Grande. New entry, veramente fantastico. Sì, lo voglio tutte le domeniche il Barda. Il meglio di Gol de Punta, l'appuntamento comico sportivo della domenica mattina su Radio Verona.